Milano Cortina 2026, oggi l'incontro a Verona tra i presidenti di regione e il vice ministro Alessandro Morelli, confermati gli investimenti, presto un commissario per la gestione dell'evento. Contagi in Veneto, continua il trend in discesa, Zaia sicuro, nessun rischio di zona arancione. In queste ore il vertice con il governo, le regioni chiedono di spostare o abolire il coprifuoco. Anche in Veneto la protesta silenziosa dei negozianti dei centri commerciali, serrande abbassate simbolicamente contro le chiusure nei weekend, fatturato crollato dell'80%, dicono. Nessun nesso tra la vaccinazione e l'arresto cardiaco, lo ha stabilito l'autopsia eseguita questa mattina sull'anziana morta sabato al Vax Point di Villorba. Paura e rabbia dal bettone nel Vicentino, bimba di 9 anni scopre il ladro in casa, il malvivente prima di fuggire spruzza una bomboletta di spray urticante contro la piccola. Perquisizioni anche a Padova da parte dei carabinieri del Rossa di Roma, scoperta una rete di haters che insultava il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La denuncia per diffamazione a Natalino Balasso, ieri la ricostruzione dei fatti del Presidente Zaia, oggi in un post la replica del comico. Ben ritrovati, buonasera, edizione regionale dei nostri notiziari. Partiamo con lo sport e non solo, anche con gli investimenti per le infrastrutture. Stiamo parlando delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026, un obiettivo ambizioso. Oggi l'incontro con il vice ministro alle infrastrutture Alessandro Morelli e i presidenti di regione a Verona. Ricordo che sul miliardo di euro che già abbiamo in mano, diciamo, per le infrastrutture, 325 milioni sono dedicati al Veneto. Tra queste ricordiamo la variante di Cortina piuttosto che la variante di Longarone e altre opere. Dall'altro c'è il tema delle infrastrutture sportive, sui quali abbiamo già 145 milioni. Una torta da 11 miliardi di euro spalmati su 60 opere, strade, autostrade, palazzetti dello sport. La cifra astronomica la dà per la prima volta il vice ministro alle infrastrutture Alessandro Morelli, ospite questa mattina in Fiera a Verona, per portare a battesimo la società che di fatto traghetterà i territori protagonisti dell'evento sportivo più atteso all'obiettivo Milano Cortina 2026, con un progetto di sviluppo infrastrutturale, anche tecnologico e di rete viaria. Innanzitutto fare queste Olimpiadi, quindi diciamo che dobbiamo innanzitutto snellire ancora di più la burocrazia, pensare per esempio alla Pedemontana, che è un'opera importantissima per il Veneto, per tutte le regioni del nord-est, e quindi noi stiamo lavorando perché questo obiettivo venga perseguito nel più breve tempo possibile. Abbiamo perso tempo, ora serve correre la squadra, ingrana la marcia, confermata la gestione commissariale per la realizzazione più efficace e snella delle opere. Oggi siamo in una situazione nella quale 60 opere sono già state commissariate, altre 30 saranno commissariate nelle prossime settimane, la dimostrazione che appunto questa norma, il codice degli appalti, è un codice che assolutamente non è coerente con le necessità di questo Paese. Gli fa eco il governatore Luca Zaia. Si deve andare avanti, però le opere si realizzano solo se si danno poteri straordinari commissariali, altrimenti in questo Paese prima arriveranno le Olimpiadi e poi le opere. Intanto i primi 25 milioni per il Veneto sono già stati stanziati da ANAS per la variante di Longarone, la strada per Cortina. L'incontro a Verona questa mattina perché proprio all'Arena si terrà la serata conclusiva delle Olimpiadi. E approfitta il governatore Zaia dei microfoni per dare l'ultimo aggiornamento sulla situazione epidemiologica a poche ore dell'incontro fissato per il pomeriggio con il governo. Non c'è il rischio di passare in zona arancione. Oggi abbiamo una riunione importante con il governo e il Veneto chiede che si valuti ovviamente il tema della soppressione del coprifuoco. Coprifuoco allora, bar e ristoranti stanno tenendo le dita incrociate affinché venga spostato alle 24 oppure abolito. Andiamo a Vicenza. Sarebbe ora, se almeno spostarlo di un'ora, 2 orette non cambia niente, visto che è dalle 22 alle 24 non credo che sia, ecco, però se lo tolgono è meglio. Tengono le dita incrociate baristi e ristoratori, la speranza si sa è l'ultima a morire, con un anno passato tra mille difficoltà quello del coprifuoco è l'ennesima battaglia. L'ampliamento dei plateatici ha dato maggior sfogo alle attività. A Vicenza sono state approvate a tempo record 125 domande di plateatico, ma oggi come oggi la richiesta pressante è soprattutto un'altra. E oggi la richiesta forte che stiamo facendo è quella di poter tornare all'interno dei nostri ristoranti, con tutto quello che ci è sempre stato chiesto. Dentro. Come oggi che fai? Cioè, all'interno non puoi consumare, all'esterno sta piovendo e di conseguenza la gente, già quando piove ovviamente
Ecco. Il mio problema è l'interno. Io infatti sono molto arrabbiato perché l'interno è chiuso. Quando vedo gli autogrill che sono affollati, quando vedo ristoranti che fanno mensa, tra virgolette, che sono affollati tutti i giorni della settimana, e anche dei festivi che non dovrebbero neanche fare la mensa, vuol dire che qualcosa o nei controlli o nei permessi non funziona. Così il maltempo, un temporale, fa cancellare le prenotazioni. Tornare a servire all'interno è l'imperativo, anche con norme nuove. Abbiamo chiesto a gran voce ancora molto tempo fa di poter tornare all'interno anche in condizioni di norme nuove, con finestre completamente spalancate, con distanziamenti anche superiori a quelli attuali, purché il cliente possa sentirsi in una condizione di star bene all'interno di un ristorante, perché se arriva una botta d'aria, se arriva un colpo di calore elevato, se arriva un temporale, li mandiamo a casa? Il coprifuoco fa da cartina tornasole di un problema che vede i gestori chiedere programmazioni. In ballo a giugno matrimoni, battesimi. Lei pensi a un matrimonio, lei pensi a una comunione di una famiglia, a un battesimo di una famiglia. Devono organizzarsi un po' per tempo, dobbiamo organizzare noi le nostre scorte e le nostre risorse umane per poter fare questo. Se non c'è programmazione non scatta nulla, è tutto fermo. E poi oggi c'è stata la protesta silenziosa dei negozianti all'interno dei centri commerciali, chiedono di tornare a lavorare nel weekend. Per tanti di loro il crollo del fatturato è dell'80%. Abbassa la saracinesca del proprio negozio di biancheria all'interno di una galleria commerciale alle porte di Treviso. Flavia lo fa per protesta come tanti in Italia, ma lo fa soprattutto per scongiurare lo spettro di una chiusura definitiva. La grande distribuzione denuncia l'assenza di direttive precise da parte del governo sulla riapertura il sabato e la domenica. Siamo stati molto penalizzati. I contagi comunque continuano a scendere e non capiamo perché ancora abbiamo questo obbligo di chiusura il weekend. Si parla sempre comunque delle giornate un po' più importanti della settimana ed è da quasi un anno ormai che andiamo avanti e diventa difficile. Queste chiusure del sabato e la domenica per noi sono deleterie perché fondamentalmente era il fulcro del lavoro, il weekend, e non facendoci mai riaprire per noi è una mazzata impressionante. Il calo del fatturato di quant'è? Il calo del fatturato del 70-80%. Un crollo confermato da tanti colleghi, soprattutto nell'abbigliamento. Se continua così la situazione, entro fine anno comunque sfido chiunque qua dentro, comunque tanti chiudono. Eppure, sottolineano tutti, le entrate sono contingentate, le misure di precauzione massime. Quanto ai ristori, un altro tasto dolente, il sorriso è amaro. I ristori? No. Parliamone di aiuti, magari. Arriveranno, ti dicono, però arriveranno quando? Quando ormai dopo non servono più. A fronte di, nel mio caso, una perdita di 198.000 euro di fatturato, mi sono arrivati 8.000 euro. 8.000 euro che mi sono stati nemmeno sufficienti a pagare gli arretrati dei dipendenti. Da qui l'appello all'esecutivo Draghi e un messaggio ai clienti. È tornato il momento di riaprire. E di accogliere i clienti. E di accogliere finalmente i nostri adorati clienti. Chiedono dunque di riaprire i centri commerciali nel weekend. La stessa domanda la rivolgiamo a voi nel sondaggio di questa sera di Ring. Che cosa ne pensate? Sì, riaprire i centri commerciali nel weekend, 0422 16 26 691, oppure no, con lo 0422 16 26 690. La chiamata è gratuita e il risultato del sondaggio questa sera in onda durante la trasmissione di Ring. Andiamo a Verona ora, buone notizie perché l'Arena di Verona potrà ospitare fino a 6.000 spettatori durante il prossimo Festival Lirico e gli altri concerti musicali. La Regione Veneto ha accolto la proposta della Fondazione Arena in tal senso e lo ha annunciato il sindaco e presidente della Fondazione Federico Sboarina durante la conferenza stampa di presentazione del concerto Il Volo previsto per il 5 giugno che si terrà in Arena, un omaggio ad Ennio Morricone. Sboarina ha confermato che è arrivato ufficialmente il via libera dalla Regione per la deroga a 6.000 spettatori rispetto ai 1.000 attualmente previsti dall'ultimo decreto legge sulle norme anti-Covid. Siamo alla cronaca, andiamo dal Bettone, siamo in provincia di Vicenza. Bimba scopre il ladro nella stanza e lui per scappare le spruzza sugli occhi dello spray urticante.
A tu per tu col malvivente è la brutta avventura vissuta nella serata di martedì da una bimba di 9 anni di Albettone che ha scoperto il ladro all'interno di una stanza della casa. L'uomo, col volto travisato, per assicurarsi la fuga le ha spruzzato l'intera bomboletta di spray urticante negli occhi per poi fuggire dalla finestra con 2 anelli d'oro. Le urla di dolore della bambina hanno immediatamente attirato l'attenzione dei genitori che, corsi nella stanza, hanno soccorso la figlia per poi portarla al pronto soccorso in Noventa Vicentina. Sul grave episodio indagano i carabinieri. È stata condannata a 4 anni ed un risarcimento di 250.000 euro nei confronti dell'ex compagno, la mamma ungherese che nel 2011 ha portato la figlia avuta con un padovano in Ungheria senza far avere al padre alcuna notizia. La sentenza è arrivata oggi dal Tribunale Collegiale di Padova. Andrea Tonello, il papà della bimba che vedete nelle immagini durante un viaggio alla ricerca della figlia che oggi ha 9 anni e mezzo, era in aula e ha commentato così: è giusto che ci sia una sentenza, ma io non cerco vendetta, non mi interessa se la madre di mia figlia va in prigione, mi interessa rivedere la mia bambina. Da anni non so più nulla di lei, ora devono aiutarmi a cercarla. Non c'è nessun nesso tra vaccinazione e arresto cardiaco, è il risultato dell'autopsia eseguita questa mattina sull'anziana deceduta sabato al Vax Point di Villorba. Siamo nel Trevigiano. Un problema cardiaco, secondo gli esiti dell'autopsia eseguita oggi dall'anatomopatologo Alberto Furlanetto, ha stroncato sabato nel parcheggio del bocciodromo di Villorba la 91enne Irma Dall'Acqua, colta da malore circa un'ora dopo la somministrazione della seconda dose di Pfizer, mentre in auto attendeva che si vaccinasse anche la figlia. Emerso il quadro che, come dicevamo, che non c'è nessuna associazione tra la vaccinazione e purtroppo quello che è successo alla signora. Un altro malore che ha richiesto il ricovero in ospedale ha colpito ieri al Vax Point di Godega un 57enne. Purtroppo, vista anche la stagione, può capitare, se è un po' il sole, se le persone stanno tanto in piedi, se le persone stanno appunto all'esterno sotto il sole, possono succedere degli episodi lipotimici, quindi calo di pressione, eccetera, e sensazioni quindi di malessere. Proprio per questo stiamo creando in questi centri vaccinali degli spazi dove le persone stanno sedute, refrigerate e soprattutto il coperto. Il nuovo centro vaccinazioni di Villorba, l'ex Maber di Via della Cartiera, risponde a questi requisiti, spiega il direttore generale. Con oggi chiuderanno l'attività di somministrazione il bocciodromo, l'ex dogana a Treviso e il centro sportivo di Lughignano. Tutto da domani si concentrerà nella struttura messa a disposizione da Bruno Zago, che voci ipotizzano poter rientrare giovedì nella visita in Veneto del commissario all'emergenza, il generale Francesco Figliuolo. Dovesse incontrarlo, Benazzi saprebbe cosa chiedergli. Noi abbiamo bisogno di avere vaccini, la macchina veneta è una macchina straordinaria, come dice sempre il presidente Zaia, riuscirebbe a fare 100.000 vaccini al giorno, solo noi nel centro di Villorba riusciremo a farne 10.000. Quindi è chiaro che tutto è condizionato al numero di vaccini. La progressiva immunizzazione della popolazione insieme a misure e dispositivi di protezione sta dando risultati importanti. R conti sta abbassando, ci siamo a 0,59, quindi continua a calare, i tamponi, la positività ai tamponi continua a calare. All'interno delle animazioni abbiamo ormai 14 persone in tutta l'ULSS, quindi un quadro veramente positivo in assoluto. Ma nessuno pensi di poterne approfittare. In alcuni comuni la situazione è ancora sotto stretta osservazione. Segusino, Monastiere e Cessalto continuano ad avere un numero di positivi elevatissimo, oltre i 250 per territorio. Questo non comporta particolari restrizioni, è solamente la conferma della rapidità con cui, fino a quando non ci sarà un'immunizzazione più ampia, il virus è in grado di diffondersi. È stato respinto dalla Commissione Centrale per gli esercenti delle professioni sanitarie, massimo organo di autogoverno del Ministero della Salute, il ricorso di Paolo Rossaro, ex medico di Polverara, siamo nel Padovano, contro la radiazione effettuata dall'Ordine dei Medici di Padova nel 2017 per le sue posizioni antiscientifiche e per la sua condanna, passata in giudicato per omicidio colposo per aver curato un giovane uomo vicentino affetto da un tumore con la sola vitamina C. Il processo, giunto con la condanna fino all'ultimo grado di giudizio, si era tenuto a Padova tra il 2007 e il 2010. La decisione ha visto la sollevazione di tutti i movimenti Novax cui l'ex medico aveva aderito e che via social hanno subito dato a Rossaro tutta la loro solidarietà.
Entriamo in casa di riposo, non siamo arrivati ancora agli abbracci, ma poco ci manca. Siamo riusciti ad assistere ad un colloquio perché finalmente le case di riposo, come da linee guida, hanno riaperto le loro porte. Opera Immacolata Concezione, sede della Mandria. La telecamera entra piano nelle sale del Museo del Giocattolo, attrezzate per i colloqui. Sui tavoli ci sono ancora i plexiglass. Fabiola Forato e sua madre Angela parlano piano, in dialetto. Signora Fabiola, com'è andato questo colloquio? Benissimo, stupendo direi, perché vediamo la mamma, cioè possiamo anche toccarsi con le mani, cioè direi bene. Adesso quando vedo che si può andare fuori, andiamo sul prato, portiamo un salame di casa, poi brustoia, anche se una vendita, poi in brustoia andiamo a fare la merenda sul prato all'aperto. Immagino le manchi l'abbraccio della sua mamma. Tantissimo. Tantissimo, perché ero anche abituata quando andavo a trovarla a abbracciarsi, proprio lo abbiamo proprio nel sangue noi. Ne penso che non vedo l'ora. Non vedo l'ora, perché figli ne ho un'altra do, e ho i nipoti, i piccoli e anche i grandi. Allora, noi ci stiamo organizzando per delle visite più vicine, chiamiamole così, tra i familiari e i loro congiunti per la prossima settimana. Ma ed è questo virus, cosa che ne pensa, signora Angela? Io ne penso che sia tanta propaganda e che seppa essere, però penso che la società gli si è fatto anche tanta pubblicità. E del vaccino cosa che ne pensa, signora? Beh, quello vedo una roba giusta. Senta, signora, se non sono indiscreto, e quanti anni ha lei? Che domanda difficile. 90. Vabbè, mi risponde la prossima volta. 91. Ci fermiamo per pochi secondi di pubblicità. Eccoci ben ritrovati ancora in onda, una rete di haters che insultava il presidente Mattarella. Ci sono state le perquisizioni da parte dei carabinieri del Rost anche a Padova. Dal professore universitario di Roma, vicino a gruppi di estrema destra, professionisti, passando per giornalisti piemontesi e bolognesi e impiegati, hanno tutti tra i 44 e i 65 anni le 11 persone indagate dalla Procura di Roma per i reati di offesa all'onore e al prestigio del Presidente della Repubblica e istigazione a delinquere. I carabinieri del Rost hanno eseguito perquisizioni in tutta Italia e anche a Padova. Gli 11 indagati sono accusati di aver offeso e insultato sui social network il Presidente Sergio Mattarella. Le indagini erano partite da agosto dopo aver scoperto il profilo Twitter di un 46enne di Lecce. In un social network russo, V-Contact, da aprile 2020 a febbraio 2021 i carabinieri hanno scoperto frasi e video altamente offensivi. 3 persone indagate sono vicine ad ambienti di estrema destra di ispirazione sovranista, suprematista e antisemita. La denuncia per diffamazione a Natalino Balasso, ieri la ricostruzione dei fatti da parte del presidente Luca Zaia, oggi la replica del comico Rodigino. E così abbiamo scherzato. Inizia con queste parole ironiche il post di replica di Natalino Balasso al presidente del Veneto Luca Zaia. Il comico Rodigino non ci sta a sentirsi dire basta che chieda scusa, che dica ho fatto una cazzata e la finiamo lì. Le testuali parole del governatore. Diciamo al tribunale, ai giudici che abbiamo scomodato, alla macchina già intasata dalla giustizia che in realtà era solo una cazzata, come dice Zaia in Calza Balasso, che sostiene che nessuno lo aveva informato, che quello che aveva condiviso non era veritiero. Fatto salvo che per il comico aver attribuito quella frase al presidente allora giovane PR, quella con cui a dei musicisti sarebbero state offerte delle prostitute, neppure sarebbe un insulto. Il presidente vuole che gli chieda scusa, ma onestamente non so di cosa. Segue una lunga serie di commenti, diversi a favore, altrettanti critici nei confronti del comico, invitato a chiedere scusa e basta per la brutta figura. Sul caso, ieri a Ring, in diretta su Antena 3, la consigliera regionale del Veneto, che vogliamo, Elena Ostanel, e il leghista Mario Conte sono andati allo scontro. Ostanel ha ribadito
ribadito che chiunque si senta diffamato è giusto che denunci, ma che i primi a usare un linguaggio violento sono Lega e Fratelli d'Italia. Lo fanno troppo spesso verso persone che sono invisibili e non visibili come il presidente Luca Zaia, che magari non si Ma mi possono faccia un esempio concreto su un'offesa della Lega Nord. Qualche parlamentare che pensa che ci siano ma faccia un morti esempio concreto e soprattutto mi faccia vedere se anche lei si è rivolta ai tribunali, perché se non l'ha fatto è complice. Cambiamo argomento. Venezia è sicura, video diventato virale sui social, nasce dall'idea di un imprenditore. My name is Dani. I'm recording from London, UK. Just to let you know that Venice is finally safe to be visited and the locals there will be overly happy to welcome you all. Buongiorno, Venezia, città bella e sicura. Dalla Grecia alla Sicilia, passando per Londra e la Slovacchia, tutto il mondo, buona parte di esso, si è mobilitato e si sta mobilitando in queste ore via social media per dire che Venezia, la città da sempre tra le più turistiche a livello planetario, è sicura. Idea decollata da un imprenditore macedone che da anni, con grandi sacrifici e dedizione, ha fondato la sua attività lavorativa proprio a Venezia. È lo stesso imprenditore a spiegare l'origine del video, diventato già virale. L'iniziativa nasce ricevendo tante chiamate da tutto il mondo dicendo come Venezia, se è una free Covid o una città sicura. È nata l'idea, perché non chiamare queste persone in quali abbiamo dato le garanzie che Venezia è una città sicura, di poter fare la loro testimonianza. Persone solo in apparenza lontane, ma nella realtà magicamente connesse grazie allo straordinario amore per Venezia. Dobar den, Venezia è sicura. Venezia este in sicurezza. Venezia è безопасный город. Venezia, città straordinaria, è sicura. Venezia, città in ginocchio dopo questi 15 mesi di crisi economica e sociale e che con le sue attività chiede vengano poste le basi della sua rinascita e riqualificazione. E quindi grazie a questo video riceviamo un sacco di chiamate e prenotazioni per Venezia. Venezia è bezpieczna, Venezia è sicura. Venezia è sicura. Venezia è sicura, ripartiamo tutti insieme con fiducia. Siamo alle battute finali, questa sera allora torna Ring a partire dalle 21:15 con Ferdinando Avarino, Vanessa Camani, Partito Democratico, Marco Bonnet, giornalista del Corriere del Veneto, Alberto Villanova, Lega Nord, poi Lucio Zanato, giornalista del gruppo Media Nord-Est, Antonio Dalbello, imprenditore, Giorgio Polegato, presidente Coldiretti Treviso, Giorgio Cecchetto, imprenditore. È tutto, grazie per essere stati in nostra compagnia, ora l'informazione che arriva dal territorio veneziano, arrivederci. Benvenuti al meteo. La perturbazione si allontana lentamente dall'Italia, lasciando però sul nostro territorio ancora qualche strascico di instabilità. Vediamo insieme il dettaglio di mercoledì 12 maggio. Sul Veneto scenario decisamente variabile, la nostra grafica infatti ci mostra che avremo molte nubi, specie fino al primo pomeriggio, ma anche alcune possibili schiarite soleggiate, precipitazioni inizialmente diffuse, poi via via più sparse. Temperature minime tra 8 e 13 gradi, valori massimi oscillanti invece tra i 16 e i 21 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui piogge ovunque, con il passare delle ore fenomeni in diradamento e qualche parentesi più asciutta. Temperature minime tra 11 e 13 gradi, massime sui 17-19 gradi. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, dove la situazione sarà un po' differente, con il maltempo che accompagnerà di fatto la giornata di mercoledì. Temperature minime intorno agli 8-11 gradi, massime infine sui 20-22 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento.